7,5. Un kiwi al giorno garantisce il giusto apporto di vitamina C, indispensabile con questi giorni freddi, produzione solo italiana. Arance 7,5. Ottime le arance siciliane, anch'esse ricche di vitamina C. Sul mercato ci sono anche arance spagnole, chiedete la provenienza. Biete 6,5. Le biete sono la verdura invernale per eccellenza, da gustare previa rapida lessatura, arrivi costanti e prodotto di buona qualità. Carciofi 7. Grande scelta varietale con ottima qualità per i carciofi, portateli in tavola almeno una volta alla settimana, sono in piena stagione. Cipolla fresca 6,5. Sono arrivate le prime cipolle novelle che anticipano l'arrivo dell'attesissima primavera, si riconoscono perché bagnate. Crucifere 6,5. Buona qualità per i broccoli, cavolfiori eccellenti con arrivi anche dall'estero, chiedete consiglio al vostro fruttivendolo di fiducia. Finocchi 7. Buona la qualità di questo prodotto tutto italiano, la cui crescita e raccolta continua nonostante il gelo, da acquistare. Mandarini 8. Gli arrivi di mandarini dalla Sicilia si confermano costanti e di ottima qualità nonostante le difficoltà meteo e logistiche. Pere 6,5. Ampia scelta varietale e qualitativa per le pere italiane, scegliete tra le gustose abate, ottime le decana, deliziose le conference. Porri 6. Presenza di buon prodotto con arrivi italiani ed esteri, il prodotto della nostra penisola riscontra non poche difficoltà nella raccolta. Radicchi 8. La lunga stagione del radicchio dà ancora prodotti molto buoni, da portare in tavola più volte alla settimana, crudi o cotti. Zucchine 5. Prodotto non di stagione per la nostra latitudine, è simbolo del difficile momento climatico del centro-sud Italia, limitate l'acquisto. Anche se per noi trevigiani il termine fiore d'inverno evoca il radicchio di Treviso IGP e l'appellativo rosa che si mangia lo assegniamo al cugino variegato di Castelfranco IGP, dovremmo prendere in considerazione il fatto che tra gli ortaggi della stagione fredda esiste anche il carciofo. Il capolino che comunemente consumiamo è il bocciolo, ancora tenero e immaturo, della pianta di Cinara scolimus. La base carnosa, il cosiddetto fondo, è protetta dalle brattee più o meno spesse e polpose, che a seconda della varietà possono essere spinose o meno. In questo periodo dell'anno abbiamo la fortuna di poter scegliere tra diverse varietà, dagli spinosi al violetto, al terom, al tema, che arrivano da Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana, alle tonde e carnose mamme romane, ora primizie di stagione, che hanno sofferto non poco delle nevicate verificatesi nel centro-sud Italia. La coltivazione del carciofo richiede infatti un clima temperato. Le zone di elezione per le carciofaie sono quindi le isole, le regioni meridionali e le zone costiere. La stagionalità del carciofo inizia a novembre e prosegue fino a marzo, quando arrivano i dolcissimi carciofotti da sottolio e le castrature da consumare crude o fritte. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.